Buonasera e ben ritrovati per una nuova puntata della Città che vorrei. Prosegue anche in questo 2020 il nostro viaggio per conoscere da vicino, dalla viva voce di chi amministra o siede in consiglio comunale, quelle che sono le tematiche del dibattito che si tiene in città a Vittorio Veneto. Vi presento subito gli ospiti qui in studio con noi questa sera. Do il benvenuto all'assessore Antonella Caldart, che è stata candidata a consigliere nella civica Miatto Sindaco e che ora ricopre il ruolo di assessore alla sociale, famiglia, politiche giovanili e scolastiche. Buonasera assessore. Buonasera a lei e a tutti voi. E alla mia sinistra due consiglieri comunali. Buonasera ad Alberto Pagotto, consigliere della Lega Nord con delega al sociale, e al consigliere Alessandro De Bastiani, che è stato eletto tra le fila di Rinascita Civica, di cui era anche il candidato sindaco. Buonasera anche a voi. Buonasera, buonasera ai telespettatori. Prima di entrare nel vivo della nostra puntata, vi ricordo che come sempre potete segnalarci le vostre richieste, problemi o suggerimenti da porre all'attenzione degli amministratori della città con l'iniziativa Dillo tu alla Tenda TV. Come fare? Semplicemente potete segnalarci via email a info@latendatv.it oppure via WhatsApp al 348 21 11 373 o ancora tramite la pagina Facebook La Tenda TV quelle che sono le vostre segnalazioni, magari corredate anche da foto o video, e noi le porremo all'attenzione degli ospiti che mano a mano avremo qui in studio con noi. Ora dunque spazio ai nostri ospiti. Parto con l'assessore Antonella Caldart, che dopo 5 anni di assenza dalla vita amministrativa di Vittorio Veneto, lo scorso maggio si è ricandidata come consigliera comunale tra le fila, come dicevo prima, della civica Miatto Sindaco, risultando anche la candidata più votata tra tutti i candidati consiglieri, e che ora ricopre il ruolo di assessore, incarico che come ricorderete aveva già avuto nelle precedenti amministrazioni D'Arè e Scottà. Quindi assessore Caldart, come sta vivendo questa nuova esperienza alla guida amministrativa della città, e dopo 5 anni come ha ritrovato Vittorio Veneto? Come sto vivendo? Lo sto vivendo con grande impegno, con anche una certa maturità che è venuta con gli anni e con l'esperienza, con grande davvero entusiasmo, e come ho trovato Vittorio? Ho trovato una Vittorio Veneto che io amo profondamente, probabilmente un po' spenta, che chiedeva di essere rimessa in attività, di essere rivitalizzata. E non parlo solo di attività, diciamo, di tipo ludico, di tipo di intrattenimento, ma anche proprio di crescita. Io ho avuto la fortuna di avere dal sindaco Miatto la delega alla persona in senso lato, e quindi sto vivendo la città e conoscendo la città da un punto di vista che non conoscevo. E da questo punto di vista, cioè dal punto di vista della persona, del singolo cittadino, capisco che c'è grande aspettativa nel vedere che ci siano delle politiche attive a favore dei singoli cittadini. Ovviamente io mi occupo soprattutto dei più deboli e di fasce di cittadini particolarmente deboli, proprio perché l'amministrazione non si occupi semplicemente di un supporto economico, ma anche di dando tutta una rete di azioni che possano attivare e rivitalizzare la voglia proprio di vivere anche delle persone più in difficoltà. Parlo di anziani in primis, che sono una fetta di popolazione molto importante, ma anche per esempio di giovani che come quelli che abbiamo visto in questi giorni magari si uniscono in gang, di giovani che non hanno ancora capito da che parte andare, e poi di una fascia anche se in diminuzione di persone che non sono attive dal punto di vista del lavoro.
Un altro volto noto della vita amministrativa cittadina è quello del consigliere Alessandro De Bastiani, che dopo 5 anni trascorsi come consigliere di opposizione durante l'amministrazione da Re e i 5 da consigliere di maggioranza durante la giunta Tonon, non senza però nascondere a volte le sue diverse vedute su alcune questioni, ora si trova nelle vesti di consigliere di minoranza e capogruppo della Civica Rinascita Civica. Ecco, che opposizione intende portare avanti nei prossimi 4 anni e mezzo e come giudica l'inizio di mandato della nuova amministrazione comunale? Il nostro intento è quello di portare avanti un'opposizione costruttiva, svolgere il nostro compito di minoranza, che quindi di osservazione e di tutela dei diritti dei cittadini, e portare in Consiglio Comunale un nostro contributo sulle questioni che più ci stanno a cuore. Per quanto riguarda i primi 6 mesi di mandato, diciamo che sono ancora pochi per dare un giudizio. Ovviamente una nuova amministrazione, il tempo di insediarsi e di far partire la macchina richiede più dei 6 mesi che si sono trascorsi fino adesso. E misureremo tutti l'operato di questa amministrazione, penso, nella prossima primavera. Dei bilanci si possono già fare e dobbiamo purtroppo registrare l'azione più importante, più significativa, più rilevante che è stata fatta in questi 6 mesi, che è l'aumento dell'IMU, cioè l'aumento delle tasse. Purtroppo la politica, no, si fa con le parole e con i fatti. Con le parole siamo tutti quanti bravi, perché ovviamente tutti quanti sappiamo esprimere e proporre cose mirabolanti, poi quando si affrontano i fatti sorgono i problemi. Purtroppo il fatto più rilevante finora avvenuto in amministrazione è stato l'aumento dell'IMU, che purtroppo cadrà sulla testa di alcuni cittadini. Un volto invece nuovo è quello del consigliere Pagotto, che per la prima volta siede in Consiglio Comunale. A lei quindi la domanda è come sta vivendo questa nuova esperienza? Sì, giustamente, come hai detto, è la prima volta che sono come amministratore, è la prima volta che mi candido, che mi metto in gioco nelle liste della Lega, che mi candido come consigliere. Fino adesso posso dire che i primi 6 mesi per me è molto positivo, cioè non ho trovato, tra virgolette, grosse difficoltà, perché siamo un gruppo molto compatto, un gruppo unito, e per fortuna in giunta ci sono persone molto professionali. Sì, per prima il mio assessore di riferimento, che è l'Antonella Caldart, e vedremo strada facendo. Per me è un mondo completamente nuovo. Dunque ogni giorno per me è una sfida continua, dunque l'impegno c'è, la volontà c'è e vedremo strada facendo. Entriamo ora nei temi di dibattito, parliamo del sociale, rimaniamo con lei, consigliere Pagotto. Sì. Lei ha anche la delega, come abbiamo detto prima, al sociale, quindi affianca Certo. l'assessore Caldart. Sì. Quali sono le priorità nel campo sociale su cui state lavorando? Mi sono reso conto che le priorità nel sociale, cioè il sociale è un mondo, quando parli di sociale è un mondo, è molto difficile riuscire a capire quali sono le priorità, perché si parte dai più piccoli, tipo l'asilo nido, fino agli anziani, e dare un'assistenza che sono ammalati, e poi parliamo di disabilità, che sono tanti tipi di disabilità, dalle difficoltà motorie a proprio a cioè, malattie mentali, nel senso, questa è una disabilità. Dunque per noi la priorità, e sarebbe anche per me, di rendere almeno normale la vita, almeno se si riesce a farlo, la normalità di certe persone che presentano delle disabilità. E
Speriamo di farlo, non volendo anticipare troppo, ma in aprile con il progetto PEBA, che magari dopo ne parleremo durante la trasmissione. Cosa significa PEBA? PEBA vuol dire Progetto Eliminazione Barriere Architettoniche, è un progetto che costa da 720.000 euro, è finanziabile in 5 o 10 anni, noi presumibilmente speriamo di farlo in 5. È un progetto bellissimo perché dovresti eliminare tutte le barriere architettoniche, tutte le difficoltà per muoversi in città, a partire da rifare i marciapiedi, mettere delle rampe come accesso ai bar, ai locali pubblici, mettere dei avvisatori acustici come semaforo per i ciechi. È un bel progetto che sicuramente sarà impegnativo, incominceremo per vari quartieri, vari step, però è un progetto a me molto caro. Assessore, spesso si parla poco dei temi del sociale e venendo un po' a una delle tante declinazioni, parlando della famiglia, ecco, Vittorio Veneto si caratterizza per essere una città oggi abitata da un alto numero di persone anziane, forse la città in provincia di Treviso con il più alto tasso di anziani, tant'è che l'età media della popolazione si aggira sui 48 anni. Ecco. Molti dicono Vittorio Veneto una città di vecchi. Come invertire questa tendenza, cioè come rendere più attrattiva la nostra città a coppie di giovani che arrivano anche da fuori, e quindi cosa pensate di fare se ci state ragionando su questo tema? Sì, io separerei i due temi, nel senso che il fatto che Vittorio Veneto abbia una popolazione anziana è un dato di fatto, e quindi penso che anziché vederlo come un elemento negativo dovremmo riuscire a pensarlo e a farlo diventare un elemento positivo. Quindi chiederci innanzitutto perché a Vittorio Veneto ci siano così tanti anziani, che non è solo perché i giovani vanno via, ma anche perché gli anziani, anche coloro che magari hanno lavorato altrove, poi tornano a Vittorio Veneto, perché Vittorio Veneto ha delle caratteristiche a partire dal luogo fisico, dal clima, dai servizi, tali per cui gli anziani vivono bene, e questo è un dato molto importante da cui stiamo partiti per un ragionamento per incentivare la qualità della vita degli anziani, così che al di là, diciamo, degli anziani che hanno bisogno di servizi, possa divenire Vittorio Veneto attrattiva per tutte quelle persone che magari vivono in centri meno belli come Vittorio Veneto, meno adatti ad una popolazione anziana attiva, e possano venire a Vittorio Veneto. Quindi stiamo cercando di pensare a dei servizi innanzitutto e a delle modalità anche abitative che possano favorire questo primo aspetto. Poi c'è il tema del perché i giovani non stanno a Vittorio Veneto. È chiaro che è un tema molto complesso, però per esempio parlando con i partner dei progetti europei che stiamo seguendo, ci è capitato di confrontarci con un paese nordico di dimensione simile alla nostra, dove la cosa che mi ha stupita è stata proprio l'affermazione che ci siano giovani che comunque, pur lavorando fuori dalla cittadina, che è una cittadina come la nostra, continuano a vivere e a metter famiglia nella cittadina, nella Vittorio Veneto del Nord. E questo appunto adesso stiamo capendo con loro quali siano gli elementi attrattivi per i giovani, che senz'altro sono i servizi, innanzitutto, però anche la qualità della vita. La qualità della vita sta divenendo un altro elemento dirimente proprio per la scelta di dove mettere radici. E noi, come abbiamo detto e come vediamo tutti i giorni, viviamo in un posto che parte già avvantaggiato da questo punto di vista. Se riuscissimo quindi alla bellezza del territorio, a tutto ciò che già c'è, ad aggiungere anche quei servizi che siano veramente finalizzati alle giovani coppie, alle giovani famiglie, a partire da servizi proprio per i bambini più piccoli, le scuole, i nidi, tutto il tempo dopo scuola e tutto ciò che gira attorno alla famiglia giovane oggi, penso che qualche passo avanti potremmo farlo. Non ultimo, naturalmente, il cercare, cosa che stiamo facendo con i colleghi, cercare anche dei luoghi che diventino abitazioni per le giovani coppie, ovviamente a condizioni agevolate. E per lei, consigliere De Bastiani, sempre parlando di questa tematica, su quali leve agire per far sì che i giovani mettano radici a Vittorio Veneto?
Beh, uno degli elementi fondamentali sono i servizi di trasporto, no? Io ho conosciuto più di una famiglia che dovendo scegliere dove andare a abitare da un paese limitrofo ha scelto Conegliano perché magari ha i figli che vanno all'università e Conegliano è più servita, decisamente più servita di noi dai trasporti. Solo questo fatto qua determina una scelta che è importante. Purtroppo il grande investimento, il grande progetto della metropolitana di superficie sarebbe servito più a Vittorio Veneto che alle grandi città, no? Perché mettere in collegamento le cittadine minori con i centri urbani è fondamentale affinché le persone rimangano nelle città minori ad abitare. Io non pretendo che a Vittorio Veneto si faccia per esempio l'opera lirica, perché sappiamo che sono imprese talmente costose e hanno bisogno di un pubblico talmente vasto che non è possibile farlo in una piccola città. Però dovrebbe essere possibile a una persona andare a Venezia ad assistere a uno spettacolo di lirica o di teatro, di qualsiasi altra cosa, e poi poter rientrare alla sera a mezzanotte, all'una. Questo purtroppo da noi non è possibile e quindi bisogna insistere presso gli opportuni sedi perché le città, parlo di Vittorio Veneto, ma questo vale per tutte le città minori, insomma, perché le città minori vengano servite e collegate con i centri urbani. È il progetto, no, della grande città, sì, della metropolitana. E questo secondo me è il primo fondamentale servizio. E poi, come diceva l'assessore, sicuramente i servizi per le famiglie giovani, che quindi vuol dire asili, vuol dire trasporti per gli alunni di tutti gli ordini scolastici. Certo. E cambiamo argomento, parliamo di giovani e violenza. A Vittorio Veneto negli ultimi mesi si sono registrati vari episodi che hanno visto protagonisti dei giovani, da dei minorenni che come bulli se la prendevano con dei coetanei e li picchiavano per ricevere pochi spiccioli, a chi ha dato fuoco a auto, all'ultimo episodio risalente a ieri di una zuffa tra due 17enni alla stazione delle Corriere. Di queste problematiche di focolai aveva parlato anche il sindaco nel corso di un consiglio comunale la scorsa estate. Assessore, ecco, quali azioni mette in campo il comune per prevenire episodi simili e c'è una reale emergenza? Dunque, nel momento in cui noi ci troviamo con dei ragazzini fuori controllo, l'emergenza c'è. Non è un'emergenza tale da allertare la popolazione, però è un'emergenza che deve allertare noi come responsabili dei servizi sociali. Quindi da una parte c'è l'intervento laddove ci siano azioni non legali dei carabinieri e devono essere, a mio parere, come sono degli interventi molto duri e molto precisi, perché bisogna dare dei messaggi chiari a chi sbaglia. D'altra parte c'è un lavoro che compete a noi come servizi sociali di prevenzione del disagio minorile. Allora, dobbiamo capire perché ci troviamo in queste situazioni, che cosa, da dove derivino queste situazioni. Non sono così numerose, ma ci sono. C'è una vera e propria polverizzazione delle relazioni che fa sì che questi ragazzini, che spesso provengono da disagi di tipo familiare, da insuccessi scolastici, anche questo è un tema molto delicato che va trattato a fondo, e da un mondo che appunto, non avendo più un perimetro che permetteva in passato, no? Penso per esempio ai nostri agli oratori, come quello che c'è qui sotto, erano dei luoghi che mettevano un perimetro. Tu ti sentivi certamente anche limitato quando sei soprattutto un ragazzino, ma comunque davano un senso di sicurezza, anche inconsciamente. Nel momento in cui sono venuti a mancare questi tipi di protezione vere e proprie, si è finiti purtroppo, nel bene e nel male, in un'eccessiva libertà. Allora, la libertà significa essere capaci di trovare il proprio ruolo e di scegliere.
È una cosa molto difficile quando si è giovani, è difficile per noi adulti, tanto più quando si è giovani. Si creano pertanto queste situazioni di appunto ragazzini che per avere una propria identità si riuniscono in gang per trovare un costume comune, un modo di agire comune che talvolta purtroppo, anziché essere propositivo e positivo, come può essere una band musicale, come può essere un gruppo guidato, un gruppo che ha una propria finalità culturale, sportiva, eccetera, finisce invece in azioni come quelle di cui siamo testimoni in questi giorni. Questo per dire che il lavoro di prevenzione che deve essere fatto da noi come comuni, in rete ovviamente, con tutto il tessuto associativo, con la scuola, è fondamentale e noi stiamo lavorando proprio con progetti specifici sia all'interno delle scuole, sia sul territorio, sia con il centro giovani che è qua vicino, sia per prevenire, sia per educare, sia per accompagnare i ragazzi, anche quelli più deboli, nello scoprire quali sia la propria passione, perché quando un ragazzino, una ragazzina comincia a capire che ha una passione, tutti noi da qualche parte più o meno nascosta ce l'abbiamo, cercare di assecondare e di far sentire questa persona, perché sono persone capaci di realizzare qualcosa per se stesso, li aiuta senz'altro a diventare grandi. Ecco, i nostri laboratori sono numerosissimi e sono molto diversificati, sia creativi che lavorativi, vanno proprio in questa direzione. E l'adesione a questi laboratori qual è? L'adesione è numericamente importante, ovviamente va fatto dietro un lavoro di avvicinamento di questi ragazzi, perché non basta mettere la locandina o la pubblicità su Facebook perché aderiscano, quindi il lavoro della rete, per esempio di educatori che noi abbiamo sul territorio, e il lavoro che si fa dentro le scuole attraverso gli educatori delle scuole nell'avvicinare i ragazzi più deboli, più a rischio, è strategico. Consigliere De Bastiani, a suo avviso Vittorio Veneto è una città sicura o questi episodi uniti anche agli atti vandalici che si sono registrati, tipo l'imbrattamento di muri o i bivacchi all'interno del parco Papadopoli, denotano che c'è un problema e che va affrontato? Beh, a mio avviso Vittorio Veneto non può essere considerata nella media delle altre città in termini di sicurezza. Non mi sembra che ci siano picchi, no, di episodi che ci facciano allarmare oppure che pongano la nostra città in una situazione di maggiore difficoltà rispetto alle altre. È vero che, voglio dire, i ragazzi hanno sempre più modelli violenti che vengono continuamente trasmessi da televisione e dalla rete. Voglio dire, purtroppo io sono convinto che la televisione commerciale ha creato dei danni da questo punto di vista, perché propone sempre di più, si parla soprattutto dei film, episodi e situazioni di estrema violenza che io stesso ogni tanto, cioè, preferisco girare un canale che assistere, e questo in rete. Adesso io non frequento sicuramente i siti che frequentano i giovani, però insomma da quello che mi sembra di capire anche in rete trovi cose sempre più violente. Ovviamente questo influenza i giovani e quindi a livello locale l'impegno sarà ancora maggiore. Per quanto riguarda la sicurezza, lei ha citato per esempio Parco Papadopoli, no? Sì. Ecco, questo è per esempio uno di quelle situazioni, di quei fatti dove si potrebbe intervenire con poco e non si fa, e non riesco a capirlo. Io già da molti anni no, invito l'amministrazione a monitorare di più quel posto, soprattutto di notte, no? E che non comporterebbe nessuna spesa, nessun impegno particolare. Non capisco perché non venga fatto. Sappiamo che soprattutto di sera, di notte, quel luogo là è frequentato, addirittura ci entrano con le macchine, con le automobili e si trovano e ovviamente fanno nel migliore dei casi baldoria, sì. Nel peggiore non so altro. Lì basterebbe mettere una rete
di pochi metri e chiudere alla sera i cancelli come veniva fatto anni fa. Sono convinto che non è un cancello di 1,5 metri che fermerà i ragazzi, però voglio dire è un segnale chiaro, insomma, come dire, di qua alla sera non si entra. Ecco, sono queste piccole cose che non capisco perché un'amministrazione, no, non riesca a mettere in atto. E ci colleghiamo anche a questo. Lei, consigliere Pagotto, fa parte tra l'altro della commissione consigliare che si occupa di polizia locale e sicurezza. Ecco, questa questione, magari qualche ragionamento è stato fatto in questi mesi per risolvere anche questa criticità che adesso ha evidenziato? Diciamo, abbiamo un progetto di sicurezza, di posizionare delle telecamere. Infatti su 80.000 euro che hanno messi a bilancio, una parte viene usata per ripristinare le telecamere che c'erano già prima e per metterne di nuove telecamere. E poi per fortuna che questi casi sono abbastanza isolati, non sono casi, sono sempre casi gravi che non devono succedere, ma per fortuna sono pochi, bisogna assolutamente bloccarli nel nascere. È vero che nel lato dei sociali dobbiamo fare il possibile per recuperare questi ragazzi, per indubbiamente, se questi ragazzi, tra virgolette, sono giovani, sono il futuro della città, di sicuro non possiamo avere un futuro così violento con queste persone, dobbiamo fare il possibile per recuperarli, però delle volte cioè, bisogna bloccarli nel nascere, non ci deve essere un seguito, perché Vittorio Veneto non merita questo, è una città d'arte, una città bellissima e merita altro. Cambiamo capitolo, parliamo ora di ambiente, che è un tema particolarmente caro al consigliere De Bastiani. Ecco, lei nei giorni scorsi, dopo che il governatore Zaia ha lanciato la proposta di rendere gratuito il tratto dell'autostrada tra Padova e Venezia, ha rilanciato l'opportunità che ciò sia fatto anche per il tratto vittoriese della 27 tra i caselli Vittorio Veneto Nord e Sud. Con l'imminente apertura del traforo di Sant'Augusta si parla che potrà essere transitabile dal 30 di aprile. A suo avviso la proposta di liberalizzare il tratto vittoriese della 27 avrebbe ancora un valore per la città? Sicuramente sì. Ci stiamo rendendo conto in questi giorni, ne abbiamo parlato anche in Consiglio Comunale, che il traforo di Sant'Augusta, se porterà un beneficio al quartiere di Serravalle, andrà a creare dei problemi nel quartiere di Sant'Andrea, e problemi difficilmente risolvibili. Si parla soprattutto dell'uscita in Via del Carso e dell'incrocio Via del Carso via Vittorio Emanuele. Liberalizzare l'autostrada, secondo me, secondo noi, secondo gli ambientalisti, sarebbe stata la cosa più logica da fare, e si sarebbe dovuta fare ancora 20 anni fa. Questo, una cosa non toglie l'altra. Riuscire a deviare il traffico che scende da nord e incasellarlo appunto sulla viabilità che passa a ovest della città sarebbe già un beneficio fin da subito per Serravalle e anche per San Giacomo. Al mio intervento ho visto che il giorno dopo ha replicato il presidente degli artigiani del CNA, mi sembra, sì. E invocando appunto per la categoria non solo degli artigiani ma di tutto il settore produttivo la liberalizzazione di tutta l'autostrada. E questo con l'andare degli anni vedo sempre più sindaci che si mettono su questa logica. Non si riesce a capire perché non sia stato preso in considerazione. La scusa che si portava fino a poco tempo fa era l'autostrada è privata, sono padroni gli industriali che l'hanno acquistata e quindi noi non possiamo fare niente. Però questo è una contraddizione. Intanto l'autostrada è stata fatta dallo Stato italiano, quindi da noi cittadini italiani, e fino a prova contraria è ancora di nostra proprietà. E le convenzioni si possono cambiare,
Quando li dicevamo noi sembrava impossibile. Adesso che è successo quello che è successo a Genova, che un governo sta pensando addirittura, no, di azzerare i contratti, e che lo stesso governatore del Veneto ha detto liberalizziamo i tratti autostradali, non solo l'A27 ma anche l'A4, adesso sembra che si possa fare. Noi auspichiamo che questo progetto vada avanti e che si possa realizzare in breve tempo. Ecco, consigliere Pagotto, sul traforo di Sant'Augusta immagino insomma lei anche da cittadino prima e ora da consigliere abbia seguito questa vicenda. Ecco, che idea si è fatta su quest'opera e secondo lei l'innesto sud con via Carso è la soluzione migliore? Beh, diciamo che ormai va bene, ormai l'opera è compiuta, ormai è a termine, il 30 aprile ci dovrebbe essere l'apertura e diciamo che non so se la soluzione del discorso di liberalizzare l'autostrada sia fattibile o no, per il semplice motivo che io più di volte mi sono chiesto se questa fosse la soluzione migliore, che secondo me, va bene, adesso come adesso, se le spese dovessero subire l'amministrazione, perché qualcuno deve pagarlo quel pedaggio, penso che per noi sarebbe impossibile sostenere quel costo, visto che i soldi in spesa corrente abbiamo visto che non ne abbiamo, dobbiamo aumentare l'IMU. E mi chiedo, con le amministrazioni precedenti che c'erano prima di conduzione leghista, che c'era anche il PD, la proposta del consigliere De Bastiani come mai non sia stata presa in considerazione? Cioè, non lo so, io da solo 6 mesi che sono su come amministratore, dunque non conosco prima se avevano preso in considerazione il discorso della liberazione di rendere gratuito il passaggio dell'autostrada al tratto di Vittorio Veneto. Dunque non so se è fattibile, adesso come adesso sicuramente secondo me no. E poi non so se è la soluzione migliore per il semplice motivo che non so effettivamente quanti cittadini, cioè, sarebbe la soluzione migliore per portare via un po' di traffico, cioè, adesso non saprei quantificare effettivamente. L'opera è compiuta, adesso vedremo il da farsi perché ormai quel che è, vedremo come sviluppare il traffico nella zona est, vedremo come sarà, nei prossimi mesi anche noi dovremo vedere strada facendo. Assessore Caldarte, lei in passato era stata anche assessore all'ambiente, ecco, l'ambiente vittoriese in questi anni è cambiato e come? E un'altra, collegandomi a quello che lei diceva prima, che Vittorio Veneto è attrattiva, forse lo è anche proprio per il suo contesto ambientale? Sì, certamente lo è anche per il contesto ambientale. Diciamo che credo che con il passare delle varie amministrazioni, essendo noi tutti vittoriesi doc e innamorati del nostro territorio, ci sia comunque sempre stata una grande attenzione al rispetto dell'ambiente. Abbiamo avuto alcuni bubboni, alcuni dei quali nel tempo sono stati risolti, altri spero che siano in via di risoluzione a breve, ma senza dubbio l'ambiente a Vittorio Veneto è attrattivo ed è un elemento caratterizzante della città, quindi l'assessore all'ambiente ha un bel compito, ma anche un compito che può dare dei risultati. Se posso dire un punto che secondo me, data anche la mia precedente esperienza, è da migliorare, è l'attenzione alla raccolta dei rifiuti, perché non perché l'avessi fatto io il passaggio al porta a porta, però in quegli anni abbiamo lavorato veramente tanto a livello anche di informazione e di formazione dei cittadini. Probabilmente la cosa va ripresa perché girando per le strade vedo che ci sono purtroppo ancora dei punti di accumulo di immondizie abbandonati, cosa che non dovrebbe assolutamente esserci dopo tanti anni di allenamento. Ecco, i bubboni che lei accennava, uno, se non sbaglio, è quello dell'ex Carnielli, dell'inquinamento. Proprio domani ci sarà un vertice in comune, ci dice qualcosa? Dal punto di vista ambientale quel problema va risolto. Ora sappiamo che c'è un privato che ha acquisito l'area e che presenterà appunto nei prossimi giorni un progetto di ripristino che non può non implicare anche il progetto di bonifica. Poi gli enti che sono dedicati, diciamo, al tema
ambientale, del ripristino ambientale, oltre al comune sappiamo che sono altri, sono la provincia e l'ARPAB, quindi come sempre le prescrizioni saranno molto precise. Bene, ci fermiamo un attimo per una piccola pausa, a tra poco. Rieccoci in studio, La città che vorrei. Prima di proseguire la nostra chiacchierata con gli ospiti, spazio alle domande che ci sono arrivate da voi. Ci ha scritto Paolo e ci ha segnalato che i due passaggi a livello di via Martel e di via del Lavoro, vedete nel frattempo le immagini, ora hanno un salto un po' eccessivo. Ricordiamo che nelle ultime settimane ci sono stati dei lavori nell'ambito dell'elettrificazione che hanno previsto la sostituzione dei binari. E si chiede se saranno sistemati questi due passaggi a livello. Diciamo che forse una risposta la potrebbe dare l'assessore Fasan, che però qui non c'è. E magari, consigliere De Bastiani, lei le è capitato di vivere questo disagio che ci segnala Paolo? Sì, effettivamente l'ho fatto adesso venendo qui in tenda TV, ho fatto il passaggio di via Martel. E sono rimasto anch'io perplesso, più che un passaggio a livello sembra un dissuasore, no? Quelli, ma di grandi dimensioni, ma forse si può mitigare un po'. Facciamo appello a Fasan perché vada a monitorare, a controllare e vedere se si può effettivamente moderare un po' il dosso, perché effettivamente è eccessivo.
E poi ci ha scritto una mamma che risiede proprio qui nel quartiere di Santi Pietro e Paolo, Elisa, e ci scrive in merito alla scuola di Santi Pietro e Paolo, quindi la domanda la rivolgiamo all'assessore alle politiche scolastiche. E scrive: sono una mamma di Santi Pietro e Paolo, per 2 anni la scuola elementare Zanette non ha avuto la classe prima per carenza di iscrizioni. Quest'anno, cioè settembre 2020, nella nostra scuola si avrà, dopo questa assenza, nuovamente la classe prima e quali saranno invece le prospettive qualora ancora una volta la classe prima non venga formata? Guardi, io credo che aver trovato che questa scuola, che era una delle scuole più vivaci della città, sia stata svuotata, per me è stata davvero una grandissima sorpresa, ma anche un grandissimo dolore, anche perché quella scuola è la prima sulla quale nelle precedenti amministrazioni, con i precedenti sindaci che ho supportato, avevamo investito perché la scuola fosse messa a norma. Quindi si tratta di un edificio a norma, di una scuola bellissima dal punto di vista anche strutturale, perché ha degli spazi molto ampi, ha spazi esterni, si trova tra l'altro in un contesto con una scuola materna davanti, con il centro giovani a fianco, con la scuola media poco lontano. Quindi una scuola che avrebbe davvero tutti i numeri per continuare a vivere. Senz'altro negli anni scorsi, io non ho mai, cerco di non dare la colpa agli altri, ma senz'altro ci sono stati degli errori nella promozione di quella scuola e proprio nella comunicazione di ciò che in quella scuola stava avvenendo, perché è una scuola che ha dei progetti all'avanguardia che però non sono stati sufficientemente mostrati, e vi dico anche perché molte famiglie che hanno i bambini in questa scuola, le famiglie che hanno i bambini in questa scuola non sono riusciti a costituire un vero e proprio comitato genitori, che ormai è la forza propulsiva della comunicazione di tutte le altre scuole che abbiamo in città. Quindi questa carenza, diciamo, comunicativa ha fatto sì che non sia stata sufficientemente conosciuta. Allora, il lavoro che abbiamo fatto quest'anno, nei mesi appunto di novembre e dicembre, è stato quello di dare informazioni, di aprire le porte. Abbiamo fatto delle giornate aperte, abbiamo invitato dei cori, delle realtà esterne che venissero perché portassero persone all'interno della scuola, proprio perché venisse conosciuta anche a livello di servizi, a livello di orari. Questa scuola qui attiverà un orario che sarà unico in tutta Vittorio Veneto. Allora, l'invito è di informarsi, di andare a vedere questa scuola, perché è una scuola, come dico, sicura e con un'offerta diversa e diversificata da tutte le altre. Cioè, ce la dice? Qual è questa peculiarità? Ha un orario modulare che andrà incontro a necessità, per esempio, sostanzialmente l'orario finirà alle 13 anziché alle 12 o alle 12:30 come dalle altre parti, quindi per esempio aiuterà tutte quelle famiglie che hanno i ragazzini alla scuola media che è vicino, nel fare, non è una cosa da poco per la mamma o per il papà andare a prendere in un unico giro tutti i figli, sì, no? Su giornate diverse, quindi con un unico rientro. Volendo si può attivare anche la mensa se dovesse essere richiesta, quindi una scuola veramente molto ben organizzata e che ha tra l'altro davanti 32 o 38 bambini che escono dal gruppo, diciamo, dei grandi della materna. Quindi quegli stessi bambini automaticamente dovrebbero andare a costituire la nostra nuova prima. E quindi noi siamo fiduciosi, i numeri ancora definitivi non li abbiamo, ce l'abbiamo messa davvero tutta perché per supportare le maestre nel farsi conoscere, nel far vedere i loro progetti, e io conto sulla sensibilizzazione di altri genitori che già hanno i figli lì nei confronti delle nuove matricole, e conto davvero anche sulla volontà del quartiere di far continuare a vivere il quartiere, perché una scuola primaria, una scuola materna e la scuola primaria tengono vivo il quartiere. Quindi l'appello è: andate a conoscere questa scuola e iscrivete i bambini alla Zanette, perché è una scuola d'eccellenza. Le iscrizioni entro il 31 gennaio, esatto, giusto? Esatto.
E un'altra domanda ci arriva da Fabio, che chiede quale sarà il ruolo di Vittorio Veneto all'interno del sito UNESCO. Rivolgo questa domanda al consigliere Pagotto, gliela leggo. Sui quotidiani locali si parla a gran voce della promozione turistica del territorio delle colline di Conegliano e Valdobbiadene. Ogni sindaco e ogni politico di turno proclama che è necessario farci percepire come territorio unico e di lasciare da parte i campanilismi, ma dall'altro lato ognuno rivendica la propria città come il polo sede della fondazione UNESCO, il polo sede dei servizi o il polo culturale. La nostra città viene raramente citata, pur rientrando di fatto nella core zone. Quali azioni concrete intende attuare l'amministrazione per promuovere la nostra città come appartenente al territorio UNESCO? Indubbiamente la nostra città deve ricoprire un ruolo da protagonista, una città bellissima come la nostra. Infatti stiamo portando avanti un progetto, si chiama naturalmente Vittorio Veneto, siamo stati anche premiati come miglior progetto. È un progetto che unisce sport, turismo e praticamente parte da Sant'Andrea, Sant'Augusta fino ad arrivare a Viale Rizzera, Serravalle, e bisogna coinvolgere i commercianti, persone che vogliono aprire dei B&B, creare dei punti di assistenza per persone in ristoro che si fermano. Sicuramente è un progetto molto interessante e porterà sicuramente i suoi frutti. Quindi sarà una leva su cui il Comune di Vittorio Veneto potrà fare forza per rendersi attrattivo. Dobbiamo essere protagonisti per forza, perché abbiamo una città, una delle più belle che ci sono, dunque non possiamo rimanere da parte. E infine un input, una segnalazione ci arriva da Bruno in tema di comunicazione. Scrive, vorrei chiedere perché non si riceve mai risposta quando si usa la sezione scrivi all'amministrazione che c'è sul sito internet del comune. Non ricevere risposte fa passare la voglia di segnalare a quei cittadini che si adoperano a scrivere o a segnalare per il bene della città. Per confronto il sito della Savno, cittapulita.it, risponde sempre. Assessore... No, guardi, mi stupisce, questa cosa mi stupisce, quindi sì, davvero invito, come si chiama questo signor Bruno, a riscrivere immediatamente domani, perché noi abbiamo un sistema per cui io vedo nella parte della mia competenza, quando mi arrivano le domande mi vengono girate immediatamente e io rispondo immediatamente, e questo è l'input che il sindaco ha dato a tutti noi, anche se non l'avesse dato ovviamente è una cosa giusta da fare, perché noi siamo al servizio dei cittadini, per cui è da capire se questo sta succedendo adesso con questa amministrazione, nel qual caso davvero mi scuso con il signor Bruno, ma indagherò dove si sono fermate le sue domande, o se fossero magari storie precedenti, perché noi ci siamo veramente impegnati, ci stiamo impegnando per avere un dialogo continuo, chiaro e sincero con i cittadini, che è la base per costruire insieme. Proseguiamo nella nostra chiacchierata e parliamo ora di territorio e sviluppo economico. Il Comune di Vittorio Veneto partecipa ad un progetto europeo che si chiama Local Cultural Flavors. Assessore Caldarte, lei che sta tirando le fila di questa partecipazione, innanzitutto di che cosa si tratta? Abbiamo dato un nome in inglese e non tutti ovviamente sanno l'inglese, e quali ricadute positive potrà avere per il nostro territorio e la gente che qui intraprende? Sì, di fatto sono due progetti europei che stiamo seguendo, Local Flavors e Stimulart, che hanno una base comune, cioè sono finalizzati a titolo diverso a promuovere le attività economiche di vario tipo, culturali, creative in Stimulart, e legate invece al settore della promozione, sì, della cultura, diciamo del turismo, ecco, in Local Flavors, comunque finalizzati alla promozione del territorio attraverso lo sviluppo economico dello stesso. È difficile riassumere in poche parole, ma insomma il fulcro è questo. Ora, il rischio con i progetti europei è quello che ci siano tante carte che girano, tanti soldi che vengono spesi
per poi non arrivare a delle azioni concrete. Lo sforzo che noi stiamo facendo e di cui veramente su cui ci stiamo impegnando molto è perché i due progetti portino ad un risultato concreto, tangibile. Nello specifico, ciò che insieme concorreranno a fare sarà quello di arrivare ad un luogo fisico che come amministrazione stiamo individuando, che possa diventare, chiamiamolo un hub, cioè un luogo dove che l'amministrazione mette a disposizione di associazioni, ma soprattutto di associazioni che si vogliono trasformare in attività economiche, culturali, creative, comunque attività economiche in piccole società, perché la forza, diciamo, della cultura e la forza della promozione turistica possano avere un luogo fisico dove insieme, in un gioco anche coeso, possano crescere. Questo è legato anche al tema che abbiamo affrontato prima del diventare attrattivo per i giovani. Quanti giovani creativi ci sono in giro che avrebbero bisogno di un luogo non solo per aprire la propria attività, ma dove essere messi in un circolo che si autosostiene. Abbiamo già viaggiato parecchio in questi mesi in giro per l'Europa, confrontandoci e trovando delle situazioni fisiche proprio, quindi reali, dove il lavoro di tanti creativi va a sostegno di un'unica finalità, vanno tutti nella stessa direzione, con la finalità di poter esprimere la propria arte, di poter esprimere le proprie idee, però di avere poi un prodotto che viene venduto. Ecco, in questo verso penso che i due progetti, se riusciamo, e ci vuole veramente tanta energia a farli andare in questa direzione, perché diciamo non è così scontato, però se riusciamo a farli andare in questa direzione, alla fine avremo davvero concretamente un luogo dove tante idee possono diventare impresa. Consigliere De Bastiani, negli ultimi anni abbiamo notato che a Vittorio Veneto sono stati aperti numerosi supermercati e più di un vittoriese si domanda ora se la città sia appetibile solo ai supermercati, quindi alla grande distribuzione. È così secondo lei o ci potrà essere una chiave di volta anche per rilanciare il piccolo commercio? Supermercati e tanti bar anche si sono aperti, sì. che a mio avviso non è un bel segno, perché sono altre le attività. Magari può essere un segnale di recettività, ma non di vivacità economica. E per quanto riguarda i supermercati, io penso che siamo serviti a sufficienza. Qualcuno è stato anche che era paradossale, cioè il supermercato attaccato a un altro supermercato, per fortuna è stato bloccato. Si riferisce a quello che... Mi riferisco a quello che doveva sorgere in fianco all'Accadoro con una variante urbanistica, esattamente, che per fortuna il Consiglio Comunale ha rigettato. E adesso stiamo a vedere cosa succederà. Per il centro era auspicabile, no? un nuovo supermercato che prenderà posto all'ex Carnielli, anche se paradosso rimane vuoto quello che è proprio in centro sul condominio Agribella, no? Che forse sì, magari era ancora più facile e più utilizzabile. Penso che faccia parte di una grande battaglia sovracomunale, cioè nazionale, di piazzamenti di questi centri commerciali che si fanno un po' la concorrenza, un po' come succedeva con le banche anni fa, vi ricordate che aprivano banche sì, in tutti i paesi, anche quelli da 3.000 abitanti. Adesso però c'è la fase di riflusso, no? Adesso in questo momento stanno chiudendo e ci sono dei paesi che rimangono senza abitanti. Probabilmente ci sarà una selezione. Però voglio dire, questo mette in grande sofferenza il commercio di vicinato.
e mette in grande sofferenza tutti quei piccoli attività commerciali che rendono vivo il centro, soprattutto il centro storico. Voglio dire, un negozio chiuso è anche una vetrina spenta, è anche un venir meno della vivacità del luogo, del quartiere, e quindi secondo me questo è un grave, è un allarme al quale ancora nessuno ha trovato, sinceramente nessuno. Penso che tutti quanti abbiano capito qual è il problema, ma la soluzione effettivamente non si è trovata. Tra l'altro è anche una questione di estetica, perché vedere queste vetrine vuote, che spesso sono degradate e sporche, rende la città più brutta. Quindi non è che i supermercati portino per forza benessere, anzi sul piano commerciale secondo me hanno portato dei problemi alla classe dei commercianti che vediamo ogni 31 dicembre si assottiglia sempre di più. Certo. E consigliere Pagotto, lei fa parte anche della commissione che si occupa di queste tematiche. Quali azioni potrà mettere in campo il Comune? Sappiamo comunque, sì, il Comune è un ente pubblico, il commercio, insomma, dietro ci sono dei privati, ma ci possono essere delle sinergie, dei ragionamenti, insomma, per favorire. Sì, diciamo che va bene, ormai penso siamo già a posto a livello di supermercati. A parte il caso Maria lì è un caso un po' tra virgolette particolare, per fortuna è arrivato il privato che farà finalmente la bonifica di questo terreno, diciamo, e poi sicuramente spero che insieme al supermercato si sviluppi anche altro di attrattivo per la città. E noi dobbiamo impegnarci come amministrazione assolutamente, dobbiamo creare un qualcosa di attrattivo verso la città, dobbiamo creare delle manifestazioni, dobbiamo creare un qualcosa in cui deve incentivare le persone che vengono a Vittorio Veneto. E dobbiamo assolutamente trovare una soluzione che noi abbiamo già il nostro consigliere con la delega al commercio, che è Gianni Rasera, che si sta impegnando perché dobbiamo recuperare di nuovo assolutamente. Quei negozi sono sfitti, sono chiusi perché un turista, oltre, va bene, chi abita a Vittorio Veneto ormai conosce già più o meno com'è la realtà, però un turista che viene da fuori si trova le vetrine spente, spoglie, sicuramente non è niente di positivo. Vittorio Veneto deve assolutamente rinascere dal lato commercio e faremo il possibile, ci impegneremo. E cambiamo ancora argomento, parliamo di salute e sanità, il tema dell'ospedale di Vittorio Veneto. Consigliere De Bastiani, se non sbaglio la Rinascita Civica insieme ad altre civiche della provincia di Treviso aveva presentato un documento in cui evidenzia che la sanità di Marca si appoggia sempre di più sulla sanità privata. Nei mesi passati nell'ospedale di Vittorio Veneto il punto nascite su cui più volte è stata posta l'attenzione è rimasto chiuso per diversi mesi, e poi sempre lei in passato insieme ad altri vittoriesi vi siete battuti per l'attivazione dei 4 posti letti di terapia intensiva all'interno dell'ospedale, sostenuta anche con una raccolta firme. Ecco, sono temi questi, quelli dell'ospedale, del futuro dell'ospedale di Vittorio Veneto, su cui porre attenzione anche in questo 2020? Beh, se vogliamo creare una città attrattiva, se vogliamo far ritornare i giovani e far convogliare nuove famiglie che scelgano Vittorio Veneto come loro luogo di residenza, sicuramente il tema della sanità è fondamentale. Si sono dette tante cose sull'ospedale di Vittorio Veneto, come dicevo prima, ci sono le parole, ci sono i fatti, no? A parole si dice che si vuole rafforzare, ampliare il polo ospedaliero di Vittorio Veneto, però nei fatti assistiamo che i posti letto diminuiscono, i posti di terapia intensiva di cui avevamo parlato
ha accennato lei prima, che stiamo aspettando da 10 anni, penso, che ci sono normalmente sempre nelle schede regionali, no? E poi non vengono mai realizzati. Sono quelli i fatti che possono dimostrarci che le autorità vogliono investire su Vittorio Veneto. Noi vediamo che comunque il privato si sta allargando, e per carità va bene che il privato ampli la sua offerta, non è di per sé stesso, no, nocivo, ma se questo viene fatto a discapito del pubblico, allora quello preoccupa e deve tenere alta l'allarme della città. Cioè, Vittorio Veneto non può rimanere senza un ospedale, oppure l'ospedale di Vittorio Veneto non può diventare in sostanza una casa di riposo o qualcosa di più. E su questo noi saremo sempre attenti e vigileremo e porteremo la nostra attenzione e faremo le dovute dimostrazioni che hanno portato dei frutti, perché la famosa raccolta delle firme perlomeno sulla carta ha bloccato l'abolizione dei posti di terapia intensiva, sulla carta. Nei fatti la stiamo ancora aspettando. Assessore Caldart, sull'ospedale Timori Fondati oppure no? Sì, io ho un'idea che penso debba cominciare ad essere anche discussa, cioè l'ospedale è un luogo dove io vado quando sto male e dove cerco un servizio d'eccellenza, cioè dobbiamo distinguere tra il fatto di avere un ottimo servizio alberghiero, e da questo punto di vista certamente Vittorio per esempio ha dei reparti molto più attrattivi che Conegliano, dall'avere anche, che è la cosa invece più importante, una qualità del servizio ottima, perché quando io vado in ospedale devo essere garantita al 100% di avere il massimo di disponibile a livello di qualità. Ora, io credo che avendo questi ospedali così vicini, la vera qualità e il punto su cui noi dobbiamo insistere è nell'avere dei reparti d'eccellenza. Quindi non è vero, a mio parere, che Vittorio Veneto sia stato dimenticato. È stato Vittorio Veneto per un lato, Conegliano per un altro, qualificato in base a delle caratteristiche. Noi abbiamo uno, o forse il miglior reparto di otorinolaringoiatra d'Italia, tant'è che addirittura abbiamo un turismo ospedaliero legato a questo tipo di eccellenza. Ecco, è chiaro che per me, che abito a 300 metri dall'ospedale, sapere di avere l'ospedale vicino è comodo, mi dà anche psicologicamente una certa sicurezza, ma poi mi chiedo, nel momento in cui sto veramente male, non per le cose diciamo di facile risoluzione, ma sono un codice rosso, voglio essere portata nel posto più vicino o nel posto più sicuro? Credo che la discussione in prospettiva debba andare in questa direzione. Allora questo ci permetterebbe di avere un ospedale con servizi di qualità che rimangono tali e che possono solo essere incentivati ed aumentati nel tempo. Consigliere Pagotto, sì scusi, se vuole... Sì, lei... Scusa, sì, però voglio dire, ci sono dei reparti che erano di eccellenza che sembrerebbe che adesso non lo siano più. Tipo? Tipo per esempio maternità, no? Che viene chiusa 2 o 3 mesi all'anno. So che circola un po' il detto che le perplessità se scegliere Conegliano o Vittorio Veneto, forse per i motivi che ha detto prima l'assessore, forse è meglio andare a Conegliano. So che tanti scelgono Pordenone e vanno direttamente a Pordenone, dove da quello che mi è stato detto c'è il primario che c'era prima Vittorio, una cosa del genere. Per cui voglio dire, se io avevo dei reparti di eccellenza e che adesso vengono meno, allora non ci sto. Sono d'accordo sul discorso che fa l'assessore. Io prima di tutto cerco la sicurezza e la specializzazione, però la specializzazione non deve andare a discapito del nostro ospedale. La ripartizione deve essere equa e i pesi devono essere uguali. E consigliere Pagotto, il suo punto di vista? Sì, direi che va bene, l'ospedale di Vittorio Veneto è normale che come altri ospedali, come ha detto l'assessore Antonella Caldart, si stia specializzando in altro. Diciamo che
secondo me l'ospedale Vittorio Veneto è ancora un ospedale d'eccellenza, cioè la sanità funziona. È vero che il reparto di maternità non ha il flusso che deve avere di quello di Conegliano, è normale quello che è normale, però secondo me l'ospedale di Vittorio Veneto avrà sempre un futuro, visto che stanno facendo anche dei lavori di sismicità, cioè stanno mettendo in regola, e dunque penso che secondo me avrà solamente che un futuro l'ospedale di Vittorio Veneto, non chiuderà mai, insomma. E venendo ora ad un altro tema e poi ci avviamo verso la fine, il comune di Vittorio Veneto in questi mesi è tornato ad assumere, lei assessore Caldarte e anche l'assessore al personale, proprio oggi, mercoledì, è stato reso noto il nuovo bando di concorso per l'assunzione di 5 tecnici, geometri o periti da quindi avere in forza per l'area tecnica del comune, e poche settimane fa il bando per il messo comunale e quello per i 6 operai, se non sbaglio, e prima ancora quello per l'assunzione di 3 educatrici per il nido. Quindi qualcosa si sta muovendo, anche un'opportunità insomma per vittoriesi che sono alla ricerca di un lavoro e magari hanno i titoli per candidarsi. Sì, diciamo che quello di ripristinare un numero adeguato di dipendenti del comune perché il comune possa dare i servizi ai cittadini è stata una delle nostre prime priorità. Questo è anche uno dei motivi per cui abbiamo fatto le corse, fatto grandissimi sforzi, e ringrazio il vice sindaco assessore al bilancio per riuscire ad approvare il bilancio prima del 31 dicembre, di modo da poter già dal 1° gennaio avere la disponibilità per far partire i bandi. Come ha detto lei, 3 maestre, 3 educatrici dell'asilo nido, proprio oggi e domani ci saranno le prove e ci sono state tantissime adesioni, quindi vuol dire che è anche attrattivo come tipo di asilo nido, questo ci fa piacere. E il messo, 6 operai, sta già andando avanti la selezione, c'erano state anche la selezione per i 4 vigili, e ne sono rimasti 2 poi per tutta una serie di vicende, però abbiamo intenzione di recuperare magari da graduatorie esterne anche i 2 mancanti, poi appunto i geometri oggi, e il tutto è oggi tecnicamente possibile, a meno che il governo non confermi quel decreto che non è ancora stato pubblicato, che pone dei vincoli di assunzione in base ad un rapporto di entrate e uscite. La cosa tecnicamente è complessa, però è abbastanza semplice da spiegare. Soprattutto i comuni del nord Italia che hanno esternalizzato tutta una serie di servizi, tra cui per esempio la raccolta rifiuti, non hanno più come spesa e come entrata, soprattutto come entrata, le bollette, diciamo, che noi paghiamo, perché noi l'abbiamo esternalizzato, nel nostro caso alla Savno, altri ad altre società. Questo fa sì che le entrate diminuiscano. In questo rapporto perverso che al governo hanno messo in atto, se dovesse essere confermata la legge così come è uscita, così come è stata abbozzata, anche per Vittorio Veneto sarebbe impossibile poter spendere i soldi che ha e che ha già destinato per queste nuove assunzioni. Sono però fiduciosa che il buon senso in questo caso vinca, perché il problema non è nostro, ma è praticamente di tutti i comuni del centro-nord Italia che hanno provveduto in questi anni appunto a una serie di esternalizzazioni, per cui so che i nostri politici si stanno muovendo per bloccare questa che sarebbe veramente un'iniquità e che andrebbe veramente a detrimento della qualità del servizio che noi dobbiamo erogare ai nostri cittadini. Consigliere De Bastiani, come accoglie questa notizia che insomma, il Comune torna ad assumere dopo anni? Intanto per precisare, il Comune torna a assumere perché adesso può assumere. Io mi ricordo che 2 anni fa avevamo il problema che si potevano assumere al massimo 4 persone e quindi all'interno di queste 4 persone, tanto è vero che sono sorte delle discussioni per scegliere in che settore queste persone dovevano essere assunte, no?
chi diceva meglio nel corpo della polizia, chi per la scuola materna, ma comunque si sono liberati questi vincoli e adesso si possono fare queste assunzioni e ben vengano. Speriamo che non ci siano complicazioni, perché effettivamente abbiamo bisogno degli operai sulle strade o sui giardini che conservino appunto la peculiarità di Vittorio Veneto, no? Il fatto di essere una città giardino, che non puoi fare una città giardino con due giardinieri. Forse uno solo adesso, Sì, giusto? Forse uno solo, ecco. Siamo veramente al paradosso. Sì, e poi mancano anche tanti amministrativi, perché c'è anche, questo da un lato anche un bene, no? Un turnover di persone che vanno in pensione, che lasciano un vuoto, però danno anche la possibilità di assumere persone giovani, quindi questo può essere anche un modo per riorganizzare la struttura comunale. Bene, allora ci avviamo al finale con quella che è la nostra domanda di rito, cioè quelle che a vostro avviso potrà essere una priorità per Vittorio Veneto nel corso del 2020, su cosa cioè puntare e impegnarsi. Partiamo da lei, consigliere Pagotto. Sì, mi prospetto un 2020 con priorità. La prima, secondo me, è sicurezza. Dobbiamo rendere la città sicura, certi fenomeni devono smettere ancora prima di nascere, tra virgolette. E poi un'altra priorità, se mi lasci dirla, riguardo sociale. Come ho già accennato prima, una delle mie priorità è rendere la normalità, la vita normale di ogni persona che presenta delle disabilità come fosse per noi una giornata normale, cioè dobbiamo impegnarci a andare incontro alle esigenze e rendere la vita molto più semplice, e sarà uno dei miei punti fondamentali. Consigliere De Bastiani? Beh, io voglio ribaltare un attimo la domanda, perché per il 2020 io mi aspetto la normale manutenzione, la normale amministrazione. Quello che deve fare un'amministrazione, secondo me, è muoversi su un progetto strategico per il quale non basta né sicuramente un anno e probabilmente neanche 5 anni. Secondo me quello che è mancato negli ultimi decenni, devo dire, è per Vittorio Veneto appunto una visione, un progetto strategico da perseguire al di là del mandato che durerà 4-5 anni. E purtroppo, e questo è un male anche dell'Italia, no? Il politico ha questa scadenza quinquennale, quindi vede il traguardo fra 5 anni e per questo non si impegna e neanche non si mette a pensare quale potrebbe essere e quale deve essere l'obiettivo finale. L'obiettivo finale per Vittorio Veneto, lo diciamo tutti quanti, lo dice opposizione, lo dice la maggioranza, la minoranza, è ritornare città attrattiva. Vittorio Veneto deve ritornare ad essere una città attrattiva e può giocare soprattutto su un possibile turismo legato per esempio al discorso dell'UNESCO, ma non solo, e per fare questo deve darsi un programma che deve durare almeno 10 anni. Quindi io auspico che chi concretamente governa la città cerchi di appunto realizzare un disegno che vada al di là delle sue scadenze. E lei come minoranza non mancherà, immagino, E io come minoranza non mancherò di portare il mio modesto contributo. Assessore Caldart, questo 2020 una priorità? Io sottoscrivo quello che ha detto il consigliere De Bastiani, nel senso che è importante avere una visione lontana. Ed è una cosa che caratterizza solo i bravi politici, e ce ne sono pochi, e i bravi amministratori, e speriamo noi di rientrare in questa categoria. Perché un conto è avere se tu hai la visione, poi puoi mettere in atto le azioni che un po' alla volta ti portano in quella direzione. Quindi che Vittorio Veneto sia una città attrattiva è senz'altro la finalità. Per arrivarci ci sono degli obiettivi intermedi
ovviamente io non sono il sindaco, quindi adesso non voglio fare la parte che farebbe lui. Per quanto riguarda la parte di cui io mi devo occupare, davvero il mio impegno sarà fare in modo che sia una città attrattiva anche per quella parte di popolazione che io seguo direttamente, quindi una città dove gli anziani vivano bene, vivano meglio, dove i giovani vengano vengano a vivere, vengano a trovare magari, come abbiamo detto, anche delle possibilità di lavoro nuovo e poi rimangano e mettano su famiglia, perché Vittorio Veneto è un posto dove davvero si deve arrivare a vivere tutti bene, in tanti viviamo bene, è giusto che anche i più deboli ci riescano, quindi il mio impegno va in questa direzione specifica. Grazie ai nostri ospiti, siamo giunti quindi al termine anche di questa puntata che come tutte le altre le potete rivedere su www.latendatv.it. Grazie a Federico Campodall'Orto che ha curato la parte tecnica e noi vi diamo appuntamento a mercoledì 5 febbraio, quindi fra 15 giorni, sempre alle 21, sempre sulla Tenda TV. Grazie ancora e buona continuazione di serata. Grazie.